Ciao a tutti amici di Discover Messina Sicily e bentornati al nostro appuntamento giornaliero con la nostra rubrica di racconti. Io sono Sabrina e prima di affrontare l'argomento scelto per voi vi ricordo di iscrivervi al nostro canale YouTube. Per farlo è semplicissimo, basta cliccare sul pulsante iscriviti che troverete in basso a destra del video e premendo inoltre sulla campanella accanto sarete aggiornati con una notifica non appena pubblicheremo un nuovo video. Oggi vi parlerò delle famose teste di moro riprodotte nelle bellissime ceramiche siciliane e anche attraverso la leggenda che appunto le accompagna. Siamo in Sicilia, che è una culla di civiltà, di crocevia, di tantissimi popoli, è un luogo di riti e leggende che pur affondando nella notte dei tempi resistono fino all'oggi. E sicuramente passeggiando per questa meravigliosa terra che tra l'altro il filosofo Goethe disse, parlando della Sicilia, l'Italia senza la Sicilia non lascia nello spirito immagine alcuna, è in Sicilia che si trova la chiave di tutto. E sicuramente vi sarà capitato di imbattervi in coloratissimi vasi di terracotta che in siciliano vengono comunemente chiamate graste o rasti e sono veramente delle bellissime opere d'arte. La testa di moro è un oggetto caratteristico della tradizione siciliana, si tratta di un vaso in ceramica dipinto a mano e hanno le sembianze di una testa maschile perché rappresentano appunto la testa di un moro e il più delle volte vi è accostata anche l'immagine femminile. Ma vi siete mai chiesti perché questi vasi hanno la forma di una testa? Tutti pensano che sia una questione ornamentale e altri invece pensano sia semplicemente una stravaganza di qualche artigiano, ma contrariamente a quanto si pensa, dietro vi è una curiosa leggenda che adesso vi racconto. Ascoltatemi. Si narra che intorno all'anno 1100, nel quartiere arabo di Palermo, oggi chiamato Calza, durante la dominazione araba, vi abitasse una bellissima fanciulla che trascorreva le giornate a curare i fiori del suo balcone. Un giorno, un giovane moro, passando sotto il balcone della fanciulla, la notò mentre accudiva le sue piante e se ne invaghì perdutamente. Le dichiarò subito il suo amore e la ragazza ricambiò il sentimento. Purtroppo il giovane moro era già sposato e aveva già dei figli e quando la fanciulla seppe che sarebbe partito per tornare dalla sua famiglia in Oriente, attese la notte e lo uccise in pieno sonno. Gli tagliò la testa e ne fece una grasta, in cui piantò dell'odoroso basilico e lo mise in bella mostra fuori sul suo balcone. Il moro così, non potendo più partire, rimase per sempre con lei. La pianta, innaffiata ogni mattina con le sue lacrime, crebbe rigogliosa e destò l'invidia degli abitanti del quartiere, che per non essere da meno si fecero fabbricare dei vasi di terracotta a foggia di testa di moro. E, legata anche a questa leggenda c'è una seconda variante che narra della ragazza figlia di un nobile che aveva perso il potere a Palermo a causa della conquista araba. E quando la famiglia seppe dell'amore che la ragazza nutriva per il Moro, non tollerò l'affronto e decise di punire la coppia con appunto la decapitazione dei due amanti. Queste leggende potrebbero aver suggerito qualche secolo più tardi alla fantasia di Giovanni Boccaccio il tema di una famosa novella del suo Decameron intitolata Elisabetta da Messina, anch'essa ambientata in Sicilia e anch'essa basata sull'amore di due giovani, ostacolato però dai fratelli della fanciulla. Anche in Boccaccio ritorna il tema del vaso, dove la fanciulla ripone la testa dell'amato che i fratelli hanno ucciso ed entrambe le fanciulle utilizzano la stessa pianta di basilico che proviene come il moro dall'Oriente ed entrambe alimentano con le loro lacrime e la rendono rigogliosa. L'affinità che vorrei sottolineare più significativa però sta nell'amore, che è il tema fondamentale di entrambe le vicende. Le due giovani infatti diventano eroine capaci di amare così fortemente da difendere le ragioni dell'amore sino al sacrificio. Sappiamo che la produzione della ceramica in tutto il territorio dell'isola ha una tradizione millenaria,
ma fu dopo la conquista araba che si abbellì nello stile, nelle forme, nei decori e nelle tecniche di lavorazione. Con il trascorrere dei secoli, infatti, l'arte della ceramica si arricchisce di nuovi colori e nuove tecniche a seconda dei luoghi di produzione e oggi i luoghi di produzione più famosi sono Caltagirone, Santo Stefano di Camastra e Sciacca. Di recente anche il mondo della moda si è ispirato alle bellezze della Sicilia antica, rendendo omaggio attraverso le famose teste di moro che hanno affollato le boutique degli stilisti Dolce e Gabbana. La scelta dei due famosi artisti è una conferma di quanto arte e moda sono profondamente unite e di come la moda possa essere un mezzo per raccontare l'arte e di far rivivere la storia di una civiltà dagli antichi splendori come quella siciliana. Dunque per oggi è tutto, spero che il video sia stato di vostro gradimento, se vi è piaciuto potete mettere un like, vi mando un grandissimo abbraccio virtuale a tutti e a presto.